Spazio alla politica. Il partito Italia Futura ha presentato il programma elettorale in vista delle amministrative del 2013 a San Donà di Piave. Elisa Borri è andata a sentire quali sono le proposte. Sabato 13 ottobre, presso il centro civico Leonardo da Vinci a San Donà di Piave, Italia Futura, il nuovo partito candidato alle elezioni amministrative 2013, ha presentato il programma elettorale. I punti principali che sono stati esposti riguardano l'economia del paese, la sanità, il sociale, i giovani e il mondo del lavoro. A tal proposito abbiamo chiesto al presidente Gianni Corradini di spiegarci le loro idee. Vogliamo fare una rivoluzione innanzitutto economica, finanziaria, cioè vogliamo cambiare il modo di concepire il bilancio dell'amministrazione comunale. Oggi l'amministrazione comunale concepisce un bilancio come la ripartizione del denaro dei cittadini in vari assessorati attraverso programmi che sono del tutto inesistenti, progetti che non esistono o non possono essere chiamati progetti, e poi durante l'anno attraverso quelli che si chiamano assestamenti di bilancio tu dai qualcosa a me, io do qualcosa a te e si aggiusta il bilancio. Ora, spendere 23 milioni di euro in un anno in questo modo lo troviamo uno scandalo. È necessario che siano i cittadini a decidere quali sono le priorità, dove e come spendere questo denaro. È un'esperienza che si fa in tutti i paesi stranieri, si chiama bilancio condiviso. Noi vogliamo introdurlo per la prima volta qui a San Donà di Piave. Fra i vari temi di Italia Futura, ovviare le carenze sanitarie, puntare sul welfare e su una struttura articolata di medici che diano assistenza a 360 gradi. Per San Donà e per tutti i comuni comunque più piccoli, quello che è il punto fondamentale è ripartire dalla base, cioè rifondare la medicina di base, il contatto primario quindi con le persone. Rifondare la medicina di base vuol dire creare quegli studi consociati di medici di base, non con 2 o 3 professionisti, ma con 20-25 professionisti, 3-4 pediatri, degli infermieri, che possa rispondere a tutta una serie di esigenze dei cittadini, a partire chiaramente dalla visita, questo 24 ore su 24. Che possa togliere le urgenze differibili dai pronto soccorsi e quindi far funzionare meglio anche gli ospedali. Un dato rilevante su cui riflettere poi è che la provincia di Venezia è al 18° posto tra le province italiane più colpite dalla criminalità. Ma cosa si può fare per abbassarla? L'abbiamo chiesto all'avvocato Federica Bassetto. La microcriminalità e il problema dello spaccio di stupefacenti, quali sono le vostre idee in termini di sicurezza? Allora, sono idee che vanno portate avanti, soprattutto per quello che riguarda lo spaccio di stupefacenti, sotto 2 profili. Un primo profilo che riguarda la vigilanza 24 ore su 24 delle zone sensibili, delle zone a rischio. Sotto un secondo profilo invece la sensibilizzazione dell'utente finale dello spaccio di sostanze stupefacenti, che è un utente spesso molto giovane. Quindi riteniamo che vadano portati avanti dei programmi di sensibilizzazione nelle scuole che non possono più guardare soltanto al danno sotto il profilo sanitario e quindi al danno alla salute, ma che devono anche informare adeguatamente i ragazzi del rischio giuridico che corrono approcciandosi al mondo degli stupefacenti. Qual è il prossimo appuntamento? Il prossimo appuntamento è quello previsto per la pubblicizzazione della nostra lista elettorale che stiamo già scrivendo. Sarà presentata a breve, io spero, anche con l'intervento di Luca Cordero di Montezemolo, che ha assicurato che sarà presente nel territorio.